parliamo di enduro. Marco Paganini e Luca Brunzin, protagonisti a Lignano della gara di Enduro Country Città di Lignano Sabbia d'Oro, andata in scena domenica 16 ottobre. Vediamo il servizio. 3 ore spettacolari domenica 16 ottobre all'Enduro Country Città di Lignano Sabbia d'Oro, una gara andata in scena nella città balneare sul tracciato preparato dal Motoclub Sabbia d'Oro del presidente Silvio Plozza nella zona del Luna Park. Divertito il pubblico a bordo tracciato che anche quest'anno ha potuto assistere alle sfide tra piloti di enduro e motocross in una gara di Enduro Country di 3 ore a coppie marathon con 180 piloti provenienti dal Triveneto a battagliare sul tracciato di 5 km pianeggiante con un misto di terra e sabbia con diversi passaggi tecnici e tratti veloci, un percorso di gara che ricalcava quello del campionato italiano del febbraio scorso. Vittoria a sorpresa per la coppia composta dal forte crossista del Motoclub Gaerne Marco Paganini assieme al bibionese Luca Brunzin, autori di una gran gara 2 dopo aver concluso gara 1 al terzo posto. Secondo gradino del podio nella classifica assoluta per Pierfilippo Bertuzzo, pilota con importanti esperienze nel mondiale motocross, quest'anno in sella ad una Honda Red Moto. Terzo posto per la coppia del Motoclub Marca Trevigiana con il friulano Vanni Cominotto affiancato da Roberto da Canalla. Tra le classi Paganini e Brunzin vincono la E1, Cominotto e da Canalla spuntano nella classe oltre, vittoria per Beggio e Simeon nella unica, mentre Bertuzzo mette tutti dietro nella marathon. Ora si attende l'uscita dei calendari nazionali 2017, una speranza di rivedere a febbraio il campionato italiano assoluti d'Italia con la spiaggia di Lignano Sabbia d'Oro di nuovo sotto i riflettori dell'enduro nazionale.